Ciao ragazzi, benvenuti in questo terzo video corso del mini corso di PHP MySQL che sto tenendo sul mio canale. Avete già visto le altre due lezioni? Se non l'avete fatto andatele a vedere, perché prima di iniziare queste insomma è più logico guardare le lezioni precedenti, le trovate nel canale. Oggi dobbiamo parlare di cicli, però prima di parlare dei cicli mi dicono sempre quelli fichi che devo invitarvi a iscrivervi al canale, perché io vi sono veramente molto grato se vi iscrivete al canale, perché mi aiutate a far crescere questa bellissima community e mi aiutate a portare avanti questo fantastico progetto che ormai da un anno è diventato il mio pane bisettimanale. Ok, ci vediamo dopo la sigla, grazie mille! Bene, oggi dobbiamo parlare di cicli. Cosa sono i cicli? I cicli sono delle dinamiche che sono presenti in tutti i linguaggi di programmazione. Quando parliamo di un ciclo si tratta semplicemente di andare a ripetere una determinata azione per un determinato numero di volte. Leggasi anche iterazioni, reiterare un'operazione. I cicli hanno un utilizzo fondamentale all'interno delle strutture di PHP. Basta solamente pensare al ciclo while che all'interno di WordPress lancia delle query che ci permettono di andare poi a recuperare le informazioni come i post, le pagine e compagnia bella e stamparcele in maniera ripetitiva all'interno delle strutture, andando a determinare poi ovviamente che il numero di ripetizioni può essere scelto da noi oppure può essere determinato dal numero di record, elementi che sono presenti all'interno appunto delle tabelle del database. Nel nostro caso specifico non tratteremo il ciclo while che abbiamo visto ampiamente 1000 volte nei corsi di WordPress, dove abbiamo parlato di WordPress e di come il core di WordPress comunica col database. Andremo invece a vedere oggi il ciclo for e il ciclo for each con alcuni piccoli esempi. Partiamo dal primo. Il ciclo for, definito anche il ciclo enumerativo, è probabilmente la struttura più complessa tra i cicli presenti all'interno del linguaggio. Complessa si fa per dire ovviamente, ma ha la necessità di seguire delle logiche, delle dinamiche ben precise che adesso andiamo a vedere. Come sempre mi sposto su Atom, apro e chiudo PHP con la sua bella sintassi e all'interno della struttura vado a preparare un ciclo for. Allora adesso voglio creare una cazzata stratosferica, voglio andare a creare semplicemente una sequenza numerica che vada da 1 a 10. Come posso fare a fare questo con un ciclo? Beh, innanzitutto devo lanciare il ciclo for, aperta e chiusa parentesi tonda. In questo ciclo all'interno delle parentesi tonde vanno definite le istruzioni per l'iterazione. Allora, la prima istruzione che voglio andare a dare è $i. I è semplicemente una convenzione, vuol dire index, indice, ok, ma potete chiamarlo anche dollaro sti cazzi se volete, non è un problema, è uguale a 1, la partenza, punto e virgola. $i deve essere maggiore, uguale, di 10. L'arrivo, punto e virgola. $i si deve autoincrementare, quindi utilizzerò l'operatore post increment, più. All'interno delle parentesi grafe invece vado a settare il ciclo vero e proprio, quindi andrò a stampare gli elementi che sono oggetto di ripetizione. In questo caso andrò a fare un bel echo in cui vado a stampare $i, ok? E ovviamente andrò di pari passo ad aggiungere, facciamo un break tipo HTML che verrà ripetuto a sua volta per permettermi di mandare questi numeretti uno sotto l'altro. Se salvo e vado a ricaricare la pagina, potrò vedere la mia sequenza numerica da 1 a 10. Nello specifico ho 10 iterazioni perché gli ho detto di arrivare a 10. Minore uguale, potrei anche dirgli minore di, verrebbe effettuato un giro in meno. Anche come abbiamo visto nella prima lezione in cui abbiamo parlato di come stampare l'H1 con PHP, questa cosa qua sembra assolutamente inutile, sembra una stronzata. In realtà invece no, perché dobbiamo pensare alla potenza del linguaggio. Ovviamente con poco io posso andare a recuperare invece strutture molto più complesse. E lo posso fare nello stesso identico tempo con cui invece ho creato questa struttura che sembrava basica e insignificante.
Una cosa che ai più non viene subito spontanea è capire l'utilità, come dicevo prima, di queste dinamiche. La cosa ovvia è che non solamente io devo preoccuparmi di andare a creare dei numeretti, voglio dire, ma se io andassi a scrivere qui, che ne so, andassi a definire il numero di iterazioni da farsi, ok? Grazie a questo numero di iterazioni in cui non è strettamente necessario che io vada a scrivere $i, per esempio, io potrei andare a creare dei div, potrei andare a creare delle strutture, delle select, potrei andare a creare delle opzioni, insomma potrei andare a creare una montagna di roba. Anche in questo caso, per farvi un esempio semplice, potrei andare a creare la select di un form, che ovviamente non potrà mai funzionare fatta così, naturalmente avrà bisogno di avere tutte le sue dinamiche del form, che vedremo in un'altra puntata. È una serie di episodi, questa qua, non so se l'avete capito, ok? E all'interno di questa occorrenza io potrei dirgli: guarda, voglio che mi stampi tutto quanto dal 1905 a cos'è adesso, 2021, tipo, ok? E per ogni occorrenza voglio che mi vai a stampare un'opzione, tipo, quindi qua potrei mettere option value, e potrei stampare qua dentro $i, per esempio, stampare qua fuori $i, sempre per esempio, chiudere l'option e in poco niente, vedete, andarmi a creare, cosa ho sbagliato? Suggerimento, ok, fuori alle balle, e in pochissimi passaggi, in un microsecondo, mi potrei andare a creare una bella select, vedete, completa, con un sacco di numeri. Questo quindi è il ciclo for, che ci permette di andare ad estrarre informazioni e ciclarle in modo ripetuto. Passiamo al secondo ciclo del caso invece, il ciclo for each. Il ciclo for each ha un utilizzo diverso, serve a fare cosa? A estrarre dati da un array, è l'unica utilità che io sappia possa avere ed è molto comodo per questo. Per poter andare a estrarre questi dati però prima dobbiamo crearci un array, quindi supponiamo che io vada a crearmi un $array uguale array ovviamente, e dentro questo array vado a settare in un array sequenziale, vado a scrivere Tizio, Caio e Sempronio, che ormai sono degli elementi sempre presenti all'interno dei miei esempi. Tizio, Caio e Sempronio, se li voglio andare ad estrarre, posso utilizzare un ciclo for each, in cui le istruzioni sono leggermente diverse, ma all'interno delle parentesi grafe comunque io vado a stampare gli elementi oggetto di ripetizione, ok? Allora, in questo caso specifico potrei andare a recuperare $array, quindi il mio array da ciclare, as, che è una clausola, che va a riversare in un'altra variabile il mio pezzo $value. È un po' come se a ogni giro, anzi non è un po', è così, a ogni giro Tizio viene estratto e riversato qui, al secondo giro Caio viene estratto e riversato qui, al terzo giro Sempronio viene estratto e viene registrato qui, ok? Quindi 0, 1, 2, array sequenziale, se ricordate, se non lo sapete andate a vedervi la seconda lezione, e qui dentro io vado simpaticamente a stamparmi $value, anche in questo caso magari mi metto un piccolo bracchettino per mandare a capo dopo, così vanno uno sotto l'altro, naturalmente non è obbligatorio, solo per vedere un po' meglio durante l'esempio, e come potremo andare a vedere abbiamo Tizio, Caio e Sempronio. Ovviamente però noi sappiamo che gli array possono essere anche associativi, non solamente sequenziali. Come faccio a estrarre un array associativo? Beh, la dinamica è identica. Vi ricordate come funzionano? Allora supponiamo che Tizio di cognome faccia Rossi, Tizio Rossi, che Caio di cognome faccia Bianchi, Caio Bianchi. Mazza ragazzi, nomi di merda che avete però, i vostri genitori non sono stati veramente gentili con voi. E supponiamo che Sempronio si chiami Guidolin. Non mi chiedete perché. Guidolin. Mi è venuto in mente di un mio amico che si chiamava Guidolin. Allora, Tizio Rossi, Caio Bianchi e Sempronio Guidolin, giustamente che andiamo a estrarre. Guidolin non è assolutamente un cognome veneto, come potete immaginare. La formuletta che possiamo andare a gestire è praticamente identica, è la stessa identica cosa, solo che dobbiamo andare ad aggiungere una variabile che potremmo chiamare $key,
I nomi di queste variabili, ragazzi, sono facoltativi, li decidete voi, l'unico certo è che deve esserci il nome corretto dell'array da cui state estrapolando i dati, ok? A questo punto, ovviamente, $key andrà a prendersi la chiave e $value andrà a prendersi il valore, e quindi stampiamoli. Quindi, ecco, andiamo a dirgli $key, $value, salvo, e poi mandiamo a capo, ad ogni giro verrà stampato Tizio Rossi, Caio Bianchi, Sempronio, Guidolin. Ovviamente adesso ho messo la virgola per concatenarli, non ha molto senso perché non metto uno spazio, quindi potremmo fare una cosa di questo tipo, così creo uno spaziettino tra nome e cognome, vado a rivedere, salvo, tac! E anche in questo caso abbiamo ottenuto il nostro bellissimo risultato. L'ultimo ciclo che ci rimane da vedere, ovviamente, che vi ho detto non lo vedremo perché comunque banalmente l'abbiamo utilizzato 1 miliardo di volte negli altri corsi di WordPress, è il ciclo while, che assomiglia in tutto per tutto a un ciclo for, con l'unica differenza che la dinamica di iterazione viene valutata di volta in volta dopo, alla fine, mentre abbiamo visto che nel ciclo for, all'interno delle parentesi tonde iniziali, tutte le dinamiche di iterazione vengono valutate e buttate giù direttamente prima di stampare. Ovviamente fuori dal ciclo queste variabili avranno come unico valore l'ultimo valore che è stato riversato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire semplicemente che le variabili si sovrascrivono, questo lo sappiamo, l'abbiamo visto anche nella prima lezione, e pertanto se è vero che al primo giro questo diventerà Tizio Rossi, è altrettanto vero che al secondo giro Tizio Rossi verrà sostituito da Caio Bianchi, come al terzo giro Caio Bianchi sarà sostituito da Sempronio Guidolin. Ergo, se noi andiamo poi a estrarre questi dati per riutilizzarli, ricordatevi che fatta così, inevitabilmente l'unico nome che ci portiamo a casa, e cognome, è Sempronio Guidolin. Come posso fare a risolvere questo problema? È presto detto, invece di andare a stampare, posso andare a creare semplicemente un'assegnazione concatenata che non vada a eliminare il dato precedente, ma vada ad aggiungere. Possiamo vedere velocemente questa occorrenza andando a creare una nuova variabile che chiamerò, che ne so, $user, per esempio, e vado a utilizzare l'operatore punto uguale che concatena e va a mettere insieme i cocci. Di conseguenza qui potrò andare ad inserire $key, ci metto uno spaziettino, che poi sta roba qua si può scrivere in 1000 milioni di modi, ragazzi, $value, quindi nome e cognome, ok, e poi ci vado ad aggiungere magari anche un virgola spazio per concatenare il nome successivo. In questo modo, quando io andrò a estrarre $user alla fine, $user non sarà più la sovrascrittura, ma saranno state aggiunte le varie stringhe e di conseguenza sarà a sua volta una stringa completa, come vedete. Tizio Rossi, Caio Bianchi, Sempronio Guidolin. Ho la necessità però di togliermi dalle balle questo. Per togliermelo devo utilizzare una funzione velocissima che posso già mostrarvi, ma faremo magari una lezioncina sulle funzioni. Utilizziamo la funzione substring e su $user andiamo a dirgli virgola di partire da 0 e saltare -2 gli ultimi 2 caratteri. In questo modo andremo a eliminare la virgola e lo spazio che sono state generate dal ciclo durante l'iterazione alla fine della dinamica. E per i cicli è tutto, ragazzi, io vi ringrazio moltissimo per avermi seguito, spero che anche questa lezione vi sia piaciuta. La prossima settimana andiamo a vedere come si costruisce un sito modulare. See you next time!